Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, giovedì 5 gennaio. La Regione Veneto con una nota ha segnalato l'opportunità di vedersi assegnati contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di degrado sociale e ambientale e per migliorare il decoro urbano. Gli interventi previsti dal bando riguardano la manutenzione per il riuso e la rimessa in funzione di strutture pubbliche esistenti, la ristrutturazione edilizia di immobili pubblici destinati a servizi sociali, culturali e attività sportive. Chioggia risponde alle specifiche richieste e all'opportunità di fruire dei finanziamenti messi a disposizione. L'intervento per il quale sono stati richiesti finanziamenti sono la copertura e la chiusura perimetrale dell'Arena Duse, in modo da poterne usufruire durante tutto l'anno. Nella richiesta di finanziamento sono compresi anche gli interventi di manutenzione della struttura esistente, deteriorata dagli agenti atmosferici, oltre che dei numerosi atti vandalici ad opera di individui che hanno potuto accedere alla struttura con facilità, anche per la mancanza della chiusura perimetrale. L'intervento proposto quindi intende riqualificare l'edificio dando la possibilità di usufruirne anche durante la stagione invernale, proponendo inoltre una rigenerazione urbana dell'area. È stato fatto un preventivo sommario di circa 3.953.000 euro, di cui 1.200.000 euro per la copertura e 600.000 per ripristinare ciò che tempo, intemperie e vandali hanno danneggiato. La copertura era già stata definita ammissibile lo scorso anno, ma non finanziabile. Ora sono state stanziate ulteriori risorse che rendono l'intervento finanziabile, intervento che rientra tra i progetti del PNRR e il Comune di Chioggia, soggetto attuatore, deve obbligatoriamente affidare i lavori entro fine luglio di quest'anno e terminarli entro fine marzo del 2026. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. I cani randagi che vengono catturati nel territorio comunale devono essere sottoposti a microchippatura da parte della USL, che provvede poi al mantenimento delle bestiole dal momento in cui vengono catturate al loro trasferimento o presso il canile comunale o fino a che non vengono affidati a qualche famiglia. Successivamente le spese sostenute vengono addebitate al comune. Per l'anno 2022 la spesa sostenuta dall'ASL, che va rimborsata dal Comune di Chioggia, corrisponde a 4.500 euro. Si tratta di denaro messo a disposizione nell'ambito iniziative ecologiche per la microchippatura di cani e di gatti randagi. A questi interventi contribuisce in modo essenziale l'operato dei volontari che, per quanto riguarda i gatti, periodicamente si occupano della presa in carico dei mici trovatelli, portandoli al servizio veterinario e poi riportandoli nel loro ambiente, cosa che fanno regolarmente anche quando si deve provvedere alla sterilizzazione delle bestiole, prendendosene cura per tutto il tempo post-operazione. Il lavoro dei volontari, che affianca in questo caso quello del servizio veterinario dell'azienda sanitaria, è a dir poco essenziale. Si è svolta nella cattedrale di Santa Maria Assunta mercoledì sera la messa in suffragio del Papa Emerito Benedetto XVI, presieduta dal vescovo Monsignor Giampaolo Dianin con altri 50 preti. In una cattedrale colma di fedeli con la presenza dei sindaci di Chioggia, Rosolina, Taglio di Po e Loreo. A seguito uno dei passaggi che più ci ha colpito dell'intervento del vescovo Monsignor Dianin. Leggendo in questi giorni tanti commenti alla figura di Papa Benedetto, ne ho trovato uno che mi ha particolarmente colpito. L'autore definiva Benedetto XVI un Papa inutile per il mondo. Inutile perché ha parlato di cose inutili. Un Papa che ha parlato della bellezza di Dio,
dell'uomo che segue Cristo, che ha parlato del cielo mentre al mondo interessa il pane che ci fa vivere, un Papa che ha celebrato la ragione mentre oggi siamo bulimici di emozioni, un Papa che ha pregato mentre al mondo interessa chi agisce, un Papa che non ha avuto l'ansia di assomigliare a Giovanni Paolo II. Nel link in descrizione l'intera messa era stata trasmessa anche con la diretta streaming, ma la qualità del video non era proprio eccezionale. Si stima che un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni di età presenti un disturbo dello spettro autistico, con una prevalenza maggiore nei maschi. Si tratta di una patologia che non riguarda solo chi ne soffre, ma anche l'ambito familiare. La Regione Veneto, come ha affermato l'assessore Lanzarin, porterà a compimento un percorso innovativo per la presa in carico della persona autistica, valutando anche un percorso di inserimento nel mondo del lavoro, nella società, all'interno della famiglia e nella carriera scolastica. Sono state messe a disposizione risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità e alla Regione Veneto sono stati stanziati 8.230.000 euro al fine di realizzare progetti aggiuntivi dedicati alla promozione del benessere e della qualità della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto più ampio di inclusione sociale. Gli interventi sono già calendarizzati e sono già stati individuati i team per la presa in carico, al fine di costruire un percorso di inserimento a lungo termine per tutto il corso della vita. Lo scopo sarà mettere in campo interventi per la socializzazione, per sostenere l'attività scolastica, per la socializzazione in ambiente esterno, per attività musicali, gruppi di cammino, attività sportive, progetti per favorire l'inclusione, progetti sperimentali di residenzialità e per l'abitare. Si tratta di una serie di progetti aggiuntivi rispetto alle attività regionali. Da qui anche i grandi progetti, insomma, che oggi ne è testimone del più Confermato l'impegno della Regione Veneto nel progetto Interreg Italia-Croazia Marles Marine Litter Cross Border Awareness and Innovation Action, che riguarda l'inquinamento marino dovuto alla presenza di plastiche. L'assessore Marcato ha affermato che anche con l'adesione a questo progetto la Regione dimostra una grande sensibilità rispetto alle tematiche ambientali legate alle plastiche che inquinano i nostri mari. Il percorso già intrapreso è stato quindi confermato con l'obiettivo di portare maggiore attenzione all'ambiente, cercando di migliorare la qualità della vita di chi vive vicino alle coste e dei turisti che ne frequentano le spiagge. L'assessore Marcato ha proposto 2 delibere per disciplinare azioni pilota per prevenire, raccogliere e processare il rifiuto marino tra Regione Veneto e Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e una per prorogare una convenzione tra Regione Veneto e Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto per proseguire azioni già intraprese sul tema del rifiuto marino. La delibera che accorda Regione Veneto con Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale prevede un'azione pilota per testare nuove tecnologie a contrasto del marine litter. Si tratta di un dispositivo che monitora i rifiuti galleggianti e un secondo che li intercetta e li raccoglie. L'intervento è affidato al consorzio finanziato con un contributo di 65.000 euro. La chiusura del progetto si prevede entro giugno di quest'anno. La delibera che accorda Regione Veneto e Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto proroga per altri 6 mesi la convenzione finalizzata a sensibilizzare il settore turistico e a definire e sottoscrivere un contratto di costa coinvolgendo una serie di soggetti interessati per tutelare le comunità costiere da un punto di vista ambientale, fisico e socio-economico.
Sei interessato alle discipline umanistiche, ma non ti piacciono quelle scientifiche? Vuoi una formazione ampia, completa e solida che possa prepararti a qualsiasi percorso universitario? Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici. Allora il liceo classico è la scelta giusta. Le letterature classiche e moderne, storia, filosofia e arte forniscono gli strumenti per comprendere le radici del mondo moderno e i suoi possibili sviluppi. Provocano a riflettere sull'identità spirituale e culturale della civiltà europea. Le materie scientifiche e l'approfondimento della lingua inglese completano la preparazione dello studente in tutte le sue dimensioni. Avrai la possibilità di rivisitare la cultura antica in chiave moderna, partecipando a importanti concorsi teatrali nazionali, progetti multidisciplinari, interessanti viaggi di istruzione e per quanto riguarda le attività di PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, avrai l'opportunità di rivivere il teatro classico, proprio come gli antichi greci. In particolare, il teatro rappresenta per gli studenti un'esperienza formativa molto significativa, oltre ad essere veicolo di tematiche universali e a costituire un terreno culturale comune per i giovani. Inoltre, insieme alla Notte Nazionale, è un'occasione in cui il liceo si apre alla cittadinanza, promuovendo cultura a livello cittadino. Ti aspettiamo! Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 5 gennaio, è la farmacia Iaccheri a Valli in via Romea e la farmacia Biondani San Marco a Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!